Buonasera. Buonasera. Lei è? Guido Crepax. Crepax? Lei disegna. Sì, il disegno delle storie. E lei? Lei fa parte di queste storie? Non lo so. Io invento dei personaggi e qualcuno può anche assomigliare a me o alle persone che mi sono vicine. Per esempio, molti dicono che nei miei disegni ci sono un po' tutte le cose della mia vita. La mia infanzia, la mia famiglia. Valentina, forse Ci Valentina. sono delle ore in cui preferisce disegnare? Il pomeriggio fino alla sera tardi. E ieri pomeriggio? Ha disegnato ieri pomeriggio? Può dirmi dov'era? Ero con una donna. Anzi, più d'una. Eravamo lontano, in un mondo strano. Vedevo immagini di sogno, di incubo. Uomini armati e minacciosi. Ma non potevano niente contro di me. Ha testimoni? È tutto qui dentro. Ma nessuno l'ha visto, vero? Nessuno può testimoniare. Se vuole, le disegno un testimone. Un super teste. Uno di quelli che vedono tutto. Non importa. Non importa, ho già capito. Confessi. Lei ha un omega al polso. È vero. Perché l'ha scelto? Perché mi ha convinto la sua immagine d'avanguardia. È un elettronico. Sì, un Omega Constellation elettronico. Tecnicamente perfetto, pratico, senza problemi. Anche Crepax ha un omega al polso. Ci sarà un motivo. Chi possiede un omega sa perché.